un'altra regione. Rieccoci, legge Bossi-Fini. Allora, è una delle migliori leggi che siano state fatte in Italia al riguardo dell'immigrazione, perché intanto stabiliva la clandestinità e l'ingresso regolare. Chi veniva in modo regolare in Italia veniva accolto e proiettato verso il lavoro attraverso i flussi di immigrazione, che erano richieste a monte dei datori di lavoro. Per gli irregolari erano previsti i centri di permanenza temporanea e l'espulsione dopo l'identificazione nei loro paesi. Che cosa è successo? La difficoltà nell'identificazione, questa è una cosa reale, di alcune etnie. I magistrati di sinistra che hanno impugnato la legge davanti alla Corte Costituzionale, quindi magistrati di sinistra, no magistrati, perché ci stanno tanti magistrati, perché l'hanno fatto solo quei due che sono notoriamente di sinistra impugnando la legge. Il reato di clandestinità, eravamo riusciti a stabilire che c'era addirittura la previsione di poter arrestare le persone per il reato di clandestinità, impugnato anche questo. Chiaramente quando c'è stata sulla Bossi-Fini c'è stata quella parentesi del governo di sinistra, tutti hanno preso sull'immigrazione i soldi dall'Europa, l'Italia non ha preso mancuno perché ha detto noi li dobbiamo accogliere, quindi facciamo le politiche dell'accoglienza in un modo diverso rispetto a quelle delle espulsioni. Ci ricordiamo la Spagna che sparava, la Grecia che li allontanava in mare allora gli altri paesi facevano in un modo, noi invece abbiamo corso dietro ad una solidarietà scellerata, certo, in barba alla Bossi-Fini. È chiaro che una legge, quando la snaturi, gli togli molti pezzi, non è più la stessa. E adesso sono d'accordo che va rifatta, ma va rifatta in un modo più restrittivo, fermo restando che tutto quello che ci siamo detto negli interventi precedenti, ma vanno ristrette le maglie. Un'ultima cosa. Quando noi lasciamo liberi per un concetto di accoglienza e di solidarietà falso e ipocrita centinaia di persone abbandonate al loro destino, che vanno a dormire nelle bidonville o nei casolari abbandonati, noi li consegniamo ai clan organizzati nelle città per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Quando sto venendo qui ho dovuto fare il mio 100° intervento per allontanare i spacciatori da una piazza, che se ne saranno andati in un'altra piazza, ma non li allontaniamo, certo, poi dall'Italia. Io vorrei dire, perché sento che è dispiacevole quello che sta succedendo ora, sentendo praticamente anche, voglio dire, tante telefonate, perché fa pena perché la gente si capisce bene quelle che stanno vivendo, quello che stanno subendo. Ma ricordiamo che nel 2003, 2004, 2005 non c'erano questi allarmi, non c'erano questi scontri, questa lotta tra i poveri. Lì c'è stata un'interpretazione di una situazione che doveva essere affrontata diversamente. Il problema interpella tutti quanti. Tenete conto che i lavoratori stranieri contribuiscono al 10% del PIL, versano nelle casse dell'INPS circa 7 miliardi di euro all'anno. Gli immigrati ogni giorno, vediamo le questure, pieno di immigrati che vanno a rinnovare i permessi di soggiorno, non c'è uno che non versa meno di 127,50 euro. Questi soldi qua dove vanno? Stiamo parlando di una situazione, ripeto, io ho cercato di fare la distinzione su due piani. Io l'immigrazione cattiva sarei il primo a isolarla, quella buona da accogliere perché è richiesta per il paese. Il paese ha bisogno di immigrazione. Ricordiamo, sì, stiamo parlando di gente da mandare a casa. Il sistema della legislazione italiana fa che rimarranno qui fra poco quelli irregolari, privi di permessi di soggiorno dovuto alla crisi economica, perché si perde il lavoro per il permesso di soggiorno, ti vengono dati un mandato di espulsione in modo volontario, non vai via, ti lasciano sul territorio, questa persona deve vivere, deve mangiare, non sa cosa fare e può essere orientata a diverse strade. Quello che qui invece è regolare, che ha acquisito una certa professionalità sul territorio tramite le aziende e il lavoro, quelli stanno pensando a tornare nel loro paese e creare delle imprese. Ma bisogna fare una domanda un'analisi. che diceva prima François,
in quei paesi dove arrivano gli immigrati sanno la situazione dell'Italia economicamente? Io vi dico che sono in contatto, sono un punto di riferimento nella comunità straniera qua, sono in contatto con varie comunità. La lotta al lavoro che si sta facendo è di sensibilizzare nei paesi di origine e lo stanno facendo. Domani ci sarà un incontro anche della comunità camerunese su ma io voglio dire che questi allarmi non li voglio neanche chiamare illustrazioni o scopi che hanno altri scopi particolari. Bisogna analizzare il fatto assieme agli immigrati, perché gli immigrati, la maggior parte degli immigrati che risiedono qui da parecchi anni prendono la città come la loro, che piace o no, perché la legislazione che lo impone. Nonostante le difficoltà per acquisire la cittadinanza italiana, gli immigrati lo stanno acquisendo e fra poco avranno anche il diritto di voto. Noi dobbiamo essere di fronte a un cambiamento epocale che gli italiani non sono ancora preparati, però che sta avvenendo, che devono accogliere, fare la distinzione tra le due immigrazioni. Certo. Questo è fondamentale. Io dico che un immigrato regolare qui, si vede uno che delinque, è il primo a volerlo cacciare. Però purtroppo la legislazione qua non ci aiuta, perché quando prendi uno con mandato di espulsione lo lasci qua. Quando uno che spaccia, puoi fare tutta la propaganda che vuoi, vai in carcere, un carcerato costa allo Stato italiano 150 euro al giorno, i carceri sono pieni, cosa fanno? Le rilasciano sul territorio. Questo che gestione è? Bisogna essere di fronte alla situazione, perché anche noi saremo preoccupati perché 15 anni di lavoro, perdi il posto di lavoro, non hai il sociale, non hai uno Stato che ti aiuta, devi anche tu porsi un punto di domanda. Che questa esperienza, quello che dicevo prima anche ai cittadini dello svizzero, ma questa è stata proprio una offesa nei confronti dei cittadini europei che sono i cosiddetti frontalieri che vanno a lavorare in Svizzera abitando in Italia o in Francia, pagando l'affitto al costo della Francia o al costo dell'Italia e prendendo 4.000 franchi suissi che sono circa 4.000 euro. Ma questo anche bisogna dirlo, bisogna analizzare assieme la situazione, evitare alcune posizioni politiche che non vanno a risolvere il problema, ma solo alimentarla, perché quello che ha creato che uno ti vede, pensa che tu gli rubi il posto di lavoro, pensa che non gli sei più l'amico simpatico che eri prima, ma ti vede come un nemico perché la situazione economica è drammatica per tutti. Bisogna affrontare la situazione assieme e vedere come uscirne fuori. Quel signore che ha parlato prima dicendo che gli fa pena vedermi qua in questa platea. Io queste robe qua... No, ha detto che non c'era il padovano, lei. La prendo, non è che la prendo male, gli faccio un sorriso, perché Padova è una città mia. E Padova mi preoccuperei io del problema, non dico solo della sicurezza, ma voglio dire anche dell'ambiente, mi preoccuperei anche dei problemi della viabilità, mi preoccuperei anche dei problemi dell'ospedale che stanno facendo, mi preoccuperei di un insieme di cose perché anche i miei figli ci vanno, delle scuole anche i miei figli ci vanno, quindi sono padovano. Sì. Queste sono le realtà che bisogna essere di fronte. Il lavoro che fa. Quello da cacciare. Certo, allora abbiamo sentito oggi, passato nei nostri studi, Ignazio Messina, segretario nazionale dell'Italia dei Valori, abbiamo chiesto sull'immigrazione, sentiamo cosa ci ha detto. Parliamo un po' del problema immigrazione che in questi giorni è esploso con questo grande afflusso, con questi tanti migranti che attraversano il canale di Sicilia. L'operazione Mare Nostrum è stata fortemente criticata in quest'ultimo periodo per i costi soprattutto. Qual è la posizione di Italia dei Valori? Noi intanto riteniamo che l'immigrazione sia un fenomeno che non è un fenomeno italiano, ma deve essere un fenomeno europeo. Questo è il tema vero. L'Italia non si può far carico di tutti i costi. Noi siamo innanzitutto, ovviamente, per rispettare le vite umane e non far morire in mare la gente, però è necessario che l'Europa batta un colpo. Frontex, che ha la sede in Polonia, cosa ne può capire dell'immigrazione italiana? Ci dobbiamo far rispettare in Europa e fare in modo che l'immigrazione e gli sbarchi siano un problema europeo e non italiano. E poi dobbiamo intervenire, a mio modo di vedere, nei paesi di origine per fare in modo che l'immigrazione si riduca, perché migliorano in quei paesi le condizioni di vita dei cittadini, perché chi scappa da una situazione di guerra, di miseria, certamente non scappa da una situazione di benessere, se no non verrebbe da noi che abbiamo la disoccupazione al massimo storico, quindi non è questo il tema. Per cui io credo che Mare Nostrum è un'operazione che sta consentendo un minimo di accoglienza, ma noi dobbiamo battere i pugni sul tavolo europeo, soprattutto nel semestre di presidenza europea, per far diventare
fare il fenomeno, non un fenomeno siciliano o italiano, ma un fenomeno europeo. E non è possibile più che l'Europa faccia finta di niente o dica loro hanno l'accoglienza successiva, noi ci dobbiamo occupare degli sbarchi. Non è così che funziona. Loro praticamente prendono gli immigrati che gli servono per le loro industrie, le loro fabbriche, e noi dobbiamo accogliere tutti e con degli sforzi enormi. Lo stiamo facendo, la Sicilia è piagata e piegata rispetto a questo, ma sta facendo il massimo, ma non può fare da sola. Quindi io credo che è fondamentale fare in modo che l'Europa intervenga. Che poi ci sia Mare Nostrum va anche bene, ma non è quello il tema è un'Europa che interviene sull'immigrazione. Se l'Europa non intende caricarsi questo fenomeno, non capisco che ci stiamo a fare in Europa. Ecco, senta, anche per quanto riguarda i costi, sono importanti, i centri di accoglienza ormai stracolmi, è una gestione non facile. È una gestione difficilissima e soprattutto, ripeto, solitaria del nostro Paese. Quindi noi dobbiamo certamente utilizzare i fondi e razionalizzarli, ma dobbiamo soprattutto prendere dall'Europa. Viene da ridere quando qualcuno, Grillo per intenderci, se ne va in Europa a dire non mandate fondi perché c'è la mafia. Io ho fatto antimafia da sindaco in Sicilia, oltre ad essere componente nella scorsa legislatura dell'antimafia. So bene che l'antimafia c'è, ma il problema non è non far arrivare soldi dall'Europa, ma fare in modo che nelle istituzioni non ci siano i mafiosi che se li prendono. E allora ecco, il tema è diverso. In questo senso facciamo arrivare i fondi dall'Europa per fare in modo che si possa gestire il fenomeno dell'immigrazione, che non rimanga a carico dell'Italia e conseguentemente dei cittadini italiani, che a quel punto già non arrivano a fine mese, in questo modo veramente fanno fatica e si sta innescando un meccanismo di guerra a chi arriva, che sta peggio di noi. Però ovviamente nel nostro Paese, essendo difficili le condizioni, non riesci più a distinguere tra chi scappa da situazioni drammatiche e chi invece ne approfitta. Ecco il problema vero, per cui noi dobbiamo fare in modo che arrivino le risorse per gestire al meglio. Che Mare Nostrum vada avanti può starci anche bene, ma il tema è Frontex con quello che deriva. Noi proponiamo che la sede di Frontex non sia in Polonia, ma sia in Italia e in Sicilia. Cominciamo a parlare di cose serie. Sempre il problema dell'Europa che deve dare una mano all'Italia. Sì, solo su questa cosa dell'Europa. Allora, noi tutti siamo d'accordo, l'Europa deve dare un contributo in più molto importante, però non può essere la giustificazione per i nostri errori, le nostre mancanze. Cioè, se in Italia la gestione dell'immigrazione per fare un permesso di soggiorno, per fare dei corsi di lingua italiana o per fare qualsiasi tipo di servizio per gli immigrati è lento, l'amministrazione è lenta e la burocrazia non permette di raggiungere gli obiettivi, non è colpa dell'Europa, è colpa del nostro sistema, del nostro apparato burocratico che non permette anche una gestione intelligente e seria. Quindi che non sia la scusa, l'Europa è giusto che noi siamo qui a dire deve fare, ma anche l'Italia deve fare ognuno nel nostro piccolo. Sorrido perché la colpa è nostra e mi chiedo perché non è la colpa poveri cristi di pensionati, è colpa della politica italiana che non è colpa di tutto un sistema, non solo della politica. Della politica che non aiuta. Dare solo la colpa alla politica è comodo. No, diciamo, di chi è la colpa? La colpa anche della gestione di tutto il sistema. E chi perché gestisce comunque il pensionato? Chi è che lo gestisce? No, non sto parlando, sto dicendo che se io ci metto una vita per fare un permesso di soggiorno e spiego all'immigrato la cosa più importante è il permesso di soggiorno, però dopo per avere quel permesso ci deve aspettare mesi e mesi e mesi. Oppure dico all'immigrato, la cosa più importante è fare un corso di lingua italiana. Ma che lo dici questo loro? Allora dobbiamo, ognuno, chi amministra, chi ha responsabilità, deve ognuno nel proprio piccolo fare qualcosa in più. Lei ha dell'idea che se la politica vuole sistema anche questa cosa, oppure è una cosa proprio che va al di là della politica? No, questa politica non sistema nulla. Sono tante chiacchiere ma non fa nulla. Sono 20 anni che lo assistiamo tranquillamente e dopo 20 anni è venuto fuori il Mose, 35 milioni per fare il passante di Mestre, la pedemontana che costava 35 milioni a chilometro. A chilometro, sì, beh, certo, no? 6 volte quello che spendono in Germania, perché noi siamo speciali. Poi non abbiamo soldi sopra. Perché la signora pensionata non ha soldi, giustamente, dobbiamo fare Mose e questa è la realtà, non è polemica, è realtà. E poi non siamo organizzati per ricevere le persone, non abbiamo i soldi perché li avevamo spesi in altra maniera. Adesso c'è il grande progetto Orte-Venezia, no? Altri si dice 10 miliardi di euro per fare cosa?
per fare un'altra strada, un'altra autostrada che dovrebbe supplire a quello che è un porto veneziano che viene degradato. Non lo so, ma non c'è una logica, ma non per polemizzare con un partito piuttosto che in un altro. È perché tutte queste cose non hanno nessun senso logico, non sono coordinate tra di loro. Allora, tutti ce l'hanno con la Bossi-Fini, però non è stata applicata, quindi non si può nemmeno sapere se è buona o cattiva da un punto di vista pratico. Questo è l'Italia. Allora, è inutile che noi stiamo a dire colpa mia, colpa tua, perché veramente a volte sono esasperato da queste. Io guardo anche Porta a Porta piuttosto che, non so, Ballarò, eccetera. È tutta un'accusa reciproca, ma possibile? Dico, ma chi è che è responsabile alla fine? Ci sarà uno che decide. Io vorrei sapere se in un'azienda tutti litigano, chi decide e che cosa fa. Ma io ho anche questa strana impressione che il litigio serva a coprire tutta una serie di altre cose, quindi la gente è come divide ed impera, no? E soprattutto panem et circenses. Professore, noi non ci dobbiamo lasciare condizionare, che dalle belle parole poi i fatti diventano molto lontani. Siamo un popolo cristiano e basta che il Papa dice una cosa, allora tu guarda, l'ha detto il Papa, non ci possiamo più muovere. Non è una questione quindi di coscienza solamente, è anche una questione del fare. Io so che quando il governo di centrodestra, ministro Maroni, ha operato con accordi internazionali, sottosegretario Mantovano che è andato a Tunisi, esatto. E ne ero a conoscenza di questa cosa perché ci siamo sentiti anche durante questa sua missione. Hanno fatto gli accordi bilaterali, l'immigrazione era scesa di oltre l'85%. Certo. In Italia. In Italia, tranne a Padova, però. Tranne a Padova invece, che a Padova dicevate che erano tutti qua. Per forza, finché ma è scesa o è aumentata? È aumentata solo a Padova, è aumentata a Padova, è scesa a livello nazionale. Diminuita dell'85%. Io concordo col professore. Diminuì quel 15% che è arrivato. Tutti a Padova, tutti da Zanonata. No, Zanonata, invitava la Ruffini e gli amici di sinistra. Non voglio stare a fare. No, ma è per dire il discorso che ognuno la porta sempre in base. Ognuno si prenda le proprie responsabilità. Con cognizione di causa. Una volta che si è disfatto il quadro del Nord Africa e gli accordi non sono stati più possibili tessere con questi governi, chiaramente la situazione è peggiorata. Adesso, se la vogliamo ripristinare, soldi non solo per il contrasto ma anche a questi paesi del Nord Africa per tenere lì. Abbiamo i satelliti che vedono le targhe, non vedono quando parte un furgone o telefonate, poi Frasson. Le telefonate ce ne sono tantissime. Io sono d'accordo in quello che dice, perché il disastro è stato fatto da Sarkozy quando ha fatto quello che ha fatto in Libia. C'era allora, abbiamo ammazzato il tiranno e abbiamo creato il caos, ma non c'è una previsione di una soluzione libica, ma non c'era neanche prima. Quando l'hanno fatto deliberatamente. Certo. Questo è il problema, c'ha perfettamente ragione. Abbiamo distrutto l'unica possibilità per regolare un flusso che a quell'epoca era regolato. Oggi, in mezzo anno, sono passati più di tutti quelli dell'anno precedente o degli anni precedenti. Professore, ho le telefonate, però se è rapido, passo prima lei, poi facciate un attimo il telefonato. Come vuole. Allora, telefonate, sentiamole. Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto, con chi parliamo e da dove? Buonasera, sono Loris Salvatore, parlo da Padova. Prego, Loris. Allora, io sono allibito perché sono figlio di... Mio nonno ha fatto una guerra, mio padre la seconda, per darmi un paese che oggi non mi trovo più. Io sono un artigiano e vengo considerato un evasore perché non ce la faccio più a pagare le tasse. No. Ci sono altri miei colleghi che si uccidono. Non più tardi di ieri a Campo Nogara c'è stato un altro suicidio e più nessuno ne parla. E qui stiamo parlando di persone che non sono italiani, che vengono in Italia, vengono gestiti da un sistema che, se voi vi recate sulle spiagge vedete che cosa fanno,
vendono in nero, chiami la Guardia di Finanza, non si presenta a vedere quelle vendite in nero. Gli evasori, i banditi, i delinquenti siamo noi italiani, siamo i figli di chi ha fatto questa patria, ok? E che cosa parliamo? Ma poverini, io capisco che possono avere dei problemi, non sono assolutamente come si dice, un razzista, però lo sto diventando se continuiamo questa parte, perché a un certo punto tua vita mea. Ma ascolti, Loris, allora a me dispiace che sono le organizzazioni quando queste cose qua si devono calmare. Loris, mi scusi un attimo, ma secondo lei di chi è la responsabilità di tutto ciò? Degli immigrati allora, o della politica? Ah, certo. È esclusivamente politica. Ma la politica sono i nostri padri, i nostri figli, di tutta... No, sono chi purtroppo non ha capito, non ha gestito questa cosa. Certo. Perché io credo che al di sotto questa cosa, sto dicendo una cosa molto forte, io credo che sotto questo cosa ci sia un progetto che noi fra qualche anno ci troviamo invasi da un sistema musulmano. Ricordatevi l'11 settembre, prima dell'11 settembre a Padova non si vedeva nessuno col caftano o donne con il velo. Dopo l'11 settembre ci sono state, che sono entrate, abbiamo visto per Padova gente con il velo, ho capito, in giro, cose di questo genere. È stato molto chiaro. Io sono per tutte le religioni, però questo sta accadendo. Attenti. Grazie. Questa è un'invasione. Grazie alla telefonata, Loris. Sentiamo un'altra. Pronto? Buonasera, con chi parliamo, da dove? Buonasera. Con chi parliamo, da dove? Buonasera, sono da Abano Terme. Prego, provincia di Padova, prego. Buonasera, avrei fatto dei appunti. Intanto complimenti al mio predecessore perché ha parlato proprio giusto. Intanto tanti anni fa sono stata anche io una immigrata, ora sono integrata, però veramente parlo da una ex emigrata che ho aspettato 3 anni per entrare regolare con un lavoro in Italia. Mi vergogno del fatto che non sono entrata tramite il mare, cioè io oggi sono una cittadina italiana, pago il 70% delle tasse, 70% del guadagno alle tasse, e non posso lavorare se non li pago. E vedo che vengono dal mare barche e barche di immigrati che non si fa che altro che pregare a lavorare, ma non c'è lavoro per italiani praticamente. Che intende il governo di fare tra 2 o 3 anni con queste persone? Padova è invasa di gente che lavora al nero. Allora, che mio marito lavora giusto, paga le tasse, è sempre tartassato di tutti, controlli quello che ci sia, perché è controllato, perché lavora, è registrato. Quelli che lavorano al nero non sono registrati, lavorano, fanno quello che vogliono, guadagnano, mandano soldi fuori dall'Italia, certo, perché non li spendono qua, quindi almeno l'IVA, le tasse, lo Stato non li incassa e vanno via, certo, non sono controllati. Io per esempio mi porterò davanti all'istituto di cioè quello che verifica i lavoratori regolari e farò le denunce tutti i giorni se volete. Ma non li verifica nessuno e noi paghiamo il 70% del guadagno perché loro devono essere verificati. Certo, certo, grazie allora, signora. Facciamo proprio regali a tutti quanti. L'Italia è diventato un paese del regalo, non c'è certezza della pena. Certo, grazie. Io devo affrettare le telefonate, ce ne sono molte, vorrei passarle tutte, ma mi ha detto regia, ce ne sono moltissime, non so se ci riuscirò, non credo, anzi. Sentiamo un'altra, pronto, buonasera. Pronto, mi chiamo Silvano. Silvano, da dove? Da dove? Provincia di Vicenza. Silvano, sei rapido, grazie. Sì, allora lì c'è l'onorevole, ex onorevole, non so se non sia ancora Assierto, no? Io volevo dire, ma è possibile che in Svizzera i referendum siano rispettati e mentre qui i referendum non sono rispettati, addirittura si porta 800.000 firme per evitare addirittura che sia fatto? Secondo, abbiamo visto che in Francia e in Inghilterra, e subito si parla di populismo che è stupidità, qui stanno cambiando tutte le leggi in base al discorso del voto. Qui uno ha votato magari centrodestra e credendo di fare
di spendere bene il suo voto, e poi invece le politiche che sono state fatte sono state politiche devastanti, perché in realtà siamo invasi, come si dice cioè viene detto e enunciato da tutti qui i cittadini che sentiamo che telefonano, e quindi vuol dire che anche le leggi precedenti non hanno funzionato. Qui c'è un sistema politico, che sia di destra che sia di sinistra, che non funziona. Certo. Qui bisogna tornare a dare il potere al popolo, come si fa in Svizzera, attraverso il referendum. Grazie, secondo, grazie. Mi spiega perché le pensioni sono così alte e in Svizzera al massimo 5.000 euro. Stanno tutti bene. Grazie alla telefonata. Sentiamo un'altra. Pronto, buonasera, così parliamo da dove? Dopo rispondiamo, io sono talmente tanti che mi sfugge, però ricordatevi abbiamo preso appunti, poi rispondiamo ovviamente anche ai nostri telespettatori, che è la cosa più importante. Sentiamo una telefonata, l'ultima Elisabetta, poi ritorniamo in studio. Sentiamo la telefonata, pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto? Pronto, con chi parliamo, da dove? Sì, io sono Amabile e praticamente sono veneta. Da dove chiama? Però io chiamo da Udine, però sono veneta di origine, prego. Si sente anche dall'accento. Ci mancava Udine questa sera nel panorama. Sì, volevo parlare con il signore, quello giovane che dice sull'immigrazione. Volevo chiedere se lui ha mai provato ad andare all'estero con il passaporto e non dire dove va ed essere clandestino, cosa gli succede. A giovane Micheluzzi, ha mai provato? A essere clandestino non ho mai provato. Senza passaporto e vedere se lo prendono, cosa gli succede? Io non ho mai provato, perché quando vado all'estero vado col passaporto. Provi ad andare in qualche piccolo paese tipo diciamo gli Stati Uniti, l'Argentina, il Brasile, Santo Domingo, che non andiamo tanto lontano. Provi ad andare, cosa gli succede se non è regolare e non dice dove va e non dice cosa ha fatto. Vorrei proprio sapere da lei questo. Poi volevo dire un'altra cosa. Sa gli immigrati qua cosa fanno quando portano i genitori qua, chiedono per i genitori l'assegno di sostentamento e poi i genitori dopo 6 mesi se ne tornano nel loro paese, perché li mettono che sono residenti con loro, ma loro ritornano al loro paese e prendono l'assegno di sostentamento dal nostro paese. Certo. Queste cose qua, siamo davvero così ricchi noi da poterci permettere questo? No, non siamo più ricchi così. Grazie signora della telefonata. Grazie. Ma Paffa, devo dare la parola al professor Paffa, ma gli immigrati che arrivano sanno che venendo in Italia possono chiedere gli assegni ai genitori, tutto sto benessere, e quindi qualcuno ne può anche approfittare. Ma gli immigrati sono aggiornatissimi, perché di fronte a una situazione, ma io lì di fronte a una situazione di questo tipo non cercherei neanche di condannare gli immigrati che usufruiscono di questi benefici. Usano la legge, cosa fanno di regolare? Ah beh, certo, sì, ci sono i controlli che fanno il loro lavoro, questo è il punto, la risposta è chiara. Hai ragione. Flavio Frassone, vuole intervenire. Poi passiamo alle case alte, perché altrimenti non ci riusciamo a fare un ragionamento. Ricollegarmi alle osservazioni fatte dal professore poco fa sul discorso del Mose, sul discorso dei passanti, sul discorso della grande viabilità di collegamento verso il nord. Ecco, io non vorrei che passasse il messaggio che sono opere inutili, che non servono, perché siccome comunque vanno in qualche misura, visto il caso Mose, a diciamo così incrementare o a favorire o a appetiti malsani, allora eliminiamo. Attenzione, perché stiamo parlando, noi dobbiamo ragionare se il Mose serve o non serve, se il passante, l'Ortles Venezia, se la TAV, se servono o non servono. Dopodiché, voglio dire, se ci sono i corrotti che ci bazzicano dentro, vanno eliminati, vanno messi in galera per quanto mi riguarda, e va buttata via anche la chiave per quanto mi riguarda. Però ecco, attenzione, perché ci sono infrastrutture, il sistema infrastrutturale italiano ha sempre creato comunque sviluppo e crescita. Allora, noi oggi parliamo di problemi legati all'immigrazione, parliamo soprattutto di assistenzialismo legato a questo tipo di problema, che non è l'unico che c'è in Italia. Ma ricordate che se non abbiamo l'economia che tira, i soldi non li tiriamo mica fuori da nessuna parte. Quindi il problema principale è creare, diciamo, crescita, ristabilire la crescita economica in maniera tale da poi riuscire ad avere anche quelle misure, i soldi per quelle misure di cui stiamo parlando stasera, perché il problema grosso è che siamo in crisi,
non c'è lavoro, non abbiamo quindi risorse per fare Stato sociale. Questa è la verità. Certo. Allora, attenzione, le infrastrutture, il volano dei lavori pubblici, che anche a livello comunale sono bloccati dai patti di stabilità, è un volano che andrebbe invece, secondo me, sbloccato proprio per garantire la ripresa economica. Volevo spiegare meglio quello che avevo anticipato con la questione dei lavori pubblici. Non sono i lavori pubblici che sono negativi, sono come vengono gestiti. Se un lavoro costa 5 volte rispetto a quello che è il costo in Germania, e sappiamo che in Germania il costo è molto alto perché la vita e gli stipendi sono molto più alti che da noi, e così molte altre cose, le materie prime eccetera, allora c'è qualcosa che non funziona. Allora, se questo è soltanto uno dei pochi esempi che ho fatto, ma quanti ce ne sono? Parliamo di 3.000 opere incompiute che sono ferme, sono stati spesi miliardi e non fanno l'effetto che dovrebbero fare, cioè ponti che non sono stati finiti, e carceri che non sono finite, e se fossero finite certi problemi non li avremmo, oppure carceri inadeguate dove dentro ci stanno 300 detenuti, 500 detenuti, sono più il servizio per tenere in piedi queste carceri che non le funzioni che hanno. Dobbiamo mettere in funzione lo Stato, che non funziona, e l'esempio che non funziona è questo: una immigrazione irregolare, e tutti questi soldi, se noi li mandiamo in Africa, e il presidente del Senegal durante il G8 a Roma ha detto: non mandateci più aiuti per cortesia, perché i nostri aiuti, sapete cos'è? Quello che avanza della produzione europea viene regalato, per modo di dire, in Africa, no? Allora la Stefania Craxi è intervenuta, ha detto: ma noi non possiamo mandarvi gli aiuti perché voi mettete delle tasse di importazione del 35%. E lui ha detto: certo, anche di più, perché io non posso tassare i miei cittadini, perché non hanno soldi per essere tassati. Tasso le vostre esportazioni che passano sotto forma di aiuti, che aiuti non sono. Certo. La seconda cosa ha detto: non mandate più medicinali, perché state rovinando l'Africa. Perché è inutile mandare un medicinale e un anno dopo toglierlo perché lo devo mandare da un'altra parte. Queste sono le problematiche, siamo noi il problema. Certo. E questo che sta arrivando arriva sulla schiena degli italiani poveri, perché quelli ricchi in Africa ci campano in Africa, quelli ricchi. Allora dobbiamo stabilire che questo Stato deve mettersi a funzionare. Basta, non c'è altro. Quello che stanno facendo, per esempio, giustamente, lei dice: sono stato nelle piazze, ho fatto piazza pulita finalmente, no? Ecco, io sono contento. Partiamo dalle piazze pulite, partiamo da quelli che sono i provvedimenti veri, concreti, reali, basta parlare, fare, scusatemi. Certo. No, deve parlare, la maniera fuori però dobbiamo parlare delle caseate, che è collegato. La risposta è certo. Professore, sì. Allora, la pensiamo talmente uguali a Marina Buffoni che lascio a lei. Ecco, dai. Marina, vai. No, ma semplicemente, cioè è chiaro, dalle telefonate che abbiamo sentito sono drammatiche, però capiamo anche come gli italiani ormai si sentano dei cittadini di serie B. Cioè questo Stato con la sua burocrazia ha disgregato il valore di nazione, cioè gli italiani si sono scollati dal senso di comunità a cui appartenevano, e si sentono per forza cittadini di serie B, perché le nostre giovani mamme non arrivano in graduatoria agli asili nido, le famiglie italiane non arrivano in graduatoria alle case ATER, gli italiani non vanno nemmeno più nelle mense popolari perché sono
stracolme di cittadini, ma non quei cittadini che rappresenta qui PAP, che sono quei cittadini immigrati integrati, che lavorano, che pagano le tasse e che sono sempre stati benvenuti in Italia, a Padova e in Veneto, ma sono quelli che bivaccano in giro, sono quelli che poi spacciano dentro addirittura nelle mense, perché si accoltellano nelle mense, di questo stiamo parlando. Allora l'Italia non ha bisogno di questa gente. Se noi blocchiamo questi flussi migratori, di questi poveracci, che poi poveracci, io prima guardando i barconi sui video e abbiamo speso i soldi per il funerale, in mezzo a quelli c'erano anche chi aveva ammazzato a forza di stupri una donna incinta in quel barcone, perché queste cose ce le dimentichiamo in 3 secondi, perché poi il buonismo del Partito Democratico se lo dimentica molto facilmente di tutte le schifezze che fanno, perché non sono proprio così bravissima gente quelli che arrivano. Allora, se noi blocchiamo questi flussi, non solo facciamo un favore agli italiani, ma facciamo un grandissimo favore anche a quegli immigrati che sono qui integrati da 15 anni, da 20 anni, che lavorano e che vogliono anche tornare nel loro paese. Allora, questo noi dobbiamo fare un piccolo sulla Bossi-Fini, veramente era la legge migliore che uno Stato europeo potesse avere. Purtroppo però non è stata applicata. Allora, sulla responsabilità che lei prima ha richiamato, siamo sicuri che la responsabilità sia solo della politica o non sia anche di chi la politica la deve attuare? Perché la Bossi-Fini prevedeva un processo agli immigrati prima che fossero rimandati a casa loro, solo che i giudici... Di fuori sempre politica. Solo che i giudici, ma è un'altra politica, solo che i giudici, quella delle toghe, solo che i giudici li facevano soggiornare tranquillamente in Italia, i processi non li hanno mai fatti e quindi non li potevano poi rimandare a casa. Hanno impugnato la legge. Diciamolo, poi hanno impugnato la legge e l'avevano fatta passare per incostituzionale, ma sono gli stessi che hanno fatto passare per incostituzionale l'abolizione delle pensioni d'oro, cioè stiamo parlando della stessa cassa. Luca Michelici, ripido dopo la pubblicità perché parliamo delle case altre dopo, prego. Velocissimo, sono d'accordo che l'applicazione delle leggi in Italia è sempre un problema, che il legislatore fa una legge e viene applicata magari in modo un po' diverso rispetto a come vuole applicare, però ogni tanto quando uno è al governo, in quel caso c'era il governo Berlusconi, Bossi, la Lega, Forza Italia, avevano i numeri per governare, va bene, non possono dire che non è colpa loro se una legge loro non viene applicata, avranno anche loro un po' di responsabilità in questa cosa, che non vuol dire che è tutta colpa del centrodestra e il centrosinistra non ha responsabilità. Io sono quello che dice il centrosinistra ha le sue responsabilità, il centrodestra che ha fatto anche una legge avrà le sue responsabilità, non voglio però sentirmi dire che da loro, perché c'è uno che l'ha scritta la legge perché era in Parlamento e una che rappresenta il centrodestra in comune, che ci stanno spiegando che la colpa non è loro se la Bossi-Fini non è andata bene. Grazie. Ognuno ha la sua responsabilità. Questo fenomeno, per essere governato, non deve essere strumentalizzato. Non bisogna mettere gli italiani contro gli stranieri, ma bisogna mettere insieme per trovare delle soluzioni ai problemi di tutti. Chi non lavora in questa direzione vuole solamente fare propaganda politica. Grazie Luca Michelici, pubblicità, l'ho tagliato proprio di brutto, perché poi parleremo delle case altre, che è un altro grosso problema, a tra poco.